Buongiorno ai nostri ascoltatori, la conversazione di oggi è con il Centro di Aiuto alla Vita di Trieste. Ricordo che è un'associazione di volontari sorta allo scopo di prevenire o rimuovere le cause che potrebbero indurre una donna a interrompere la sua gravidanza. In studio con noi la presidente del Centro di Aiuto alla Vita, la signora Maria Tudek, Buongiorno. e un volontario nonché consigliere, signor Giampiero Viezzoli. Buongiorno. Buongiorno a voi. Il tema di cui parliamo oggi è prima i bambini. Signora Maria, vuole dirci qualcosa rispetto a questo tema? Diciamo che questo in realtà è quello che pensiamo come volontari del Centro di Aiuto alla Vita sempre, perché la nostra attenzione particolare è proprio sull'accoglienza del bambino, sull'importanza del bambino e sull'aiuto che bisogna poter dare a mamme e a coppie perché questi possano essere accolti anche in qualche difficoltà. Però in questo caso abbiamo scelto il titolo perché è il tema della giornata per la vita che si celebrerà la prima domenica di febbraio di quest'anno e quindi ci è sembrato giusto sottolineare questo tema e parlarne anche dell'iniziativa della giornata. Certo, vuole dirci un po' il senso, il significato di questa giornata per la vita? Questa giornata per la vita è la 48esima, il che significa che la prima è stata celebrata nel 79. E perché nel 79? Perché l'anno precedente in Italia è stata approvata la legge 194 che ha legalizzato l'aborto e a quel punto è sembrato importante sottolineare che pur in presenza di una legge l'accoglienza della vita continua a essere fondamentale e il diritto alla vita del bambino concepito è uno dei diritti che non sempre è compreso fino in fondo e purtroppo affermato anche dalle nostre leggi, ma è effettivamente un diritto fondamentale perché è dalla vita che poi derivano tutti gli altri diritti. Ecco, quindi la 48esima giornata per la vita che è promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana e come dicevo ogni anno viene scelto un tema e quest'anno è stato individuato appunto in questo titolo molto bello, Prima i bambini. Che cosa significa questa giornata? Questa significa proprio un'attenzione che viene posta e una sensibilizzazione che si cerca di fare in questa occasione, come del resto sono tante altre le giornate che celebriamo nel corso dell'anno, insomma. Ecco, questo è il senso della giornata per la vita. Allora, signor Viezzoli, vuole dirci lei qualcosa rispetto, parzialmente ovvio, il contenuto di questo messaggio dei vescovi della Conferenza Episcopale? Sì, grazie. I vescovi hanno prodotto un documento veramente molto denso e articolato che per chi può io invito veramente tutti ad andare a leggere perché è veramente molto profondo. Parte con l'accoglienza gentile e affettuosa che Gesù ha avuto sempre verso i piccoli. E quindi gli stessi discepoli talvolta rimangono stupiti da questo suo amore per i più piccoli. Ma poi il documento entra in profondità su quella che è la condizione dei bambini un po' in tutto il mondo e dice ad esempio che nonostante noi viviamo in una stagione di grande cultura giuridica, abbiamo molti testi di legge, dichiarazioni universali che parlano esplicitamente di superiore interesse del minore, ma poi all'atto pratico si configura che le vite dei bambini vengono molto spesso asservite agli interessi degli adulti. Tra questi asservimenti fanno molti esempi, i vescovi citano i bambini soldato che sono rapiti e utilizzati per la guerra, citano i bambini fabbricati nei laboratori per soddisfare attraverso la procreazione artificiale i desideri degli adulti, bambini che poi alla fine nemmeno conoscono più i genitori o è la stessa madre biologica che li ha portati in grembo. Poi i vescovi citano i bambini ai quali, anzi meglio, viene negato il fondamentale diritto di nascere con l'aborto soltanto perché non risultano perfetti in seguito a qualche esame prenatale.
Altri esempi sono i bambini che sono oggetto di attenzioni sessuali degli adulti o che subiscono violenza psicologica in culture dove le bambine vengono date precocemente in sposa a uomini più grandi di loro, insomma, per poi parlare anche di bambini condannati a lavori pesanti o a migrazioni faticose e pericolose dove spesso anche possono trovare la morte. Ecco, quindi diciamo che e poi infine anche un clima, diciamo, culturale un po' ideologico che spinge spesso i bambini a essere indottrinati da un'educazione ideologica che non è funzionale alla loro crescita, ma piuttosto alla diffusione di idee di questo o di quell'altro gruppo di potere. Quindi un documento molto articolato che andrebbe veramente approfondito. Grazie. Ma signora Maria, così per tornare al CAV, quali iniziative mette in campo l'associazione in occasione proprio della Giornata per la Vita? Ecco, intanto cercherà sicuramente di dare la massima diffusione a questo documento. Come abbiamo più volte accennato, la nostra non è un'associazione ecclesiale, però diciamo che sostiene quella che è un'iniziativa che condivide perfettamente e quindi può essere a disposizione proprio per contribuire a diffondere questo messaggio. E mi viene da pensare appunto alle contraddizioni poi che ci sono in realtà nei confronti dei bambini, no? Perché da un lato sembra che quando arriva un bambino tutto quanto viene enfatizzato, viene vissuto anche qualche volta addirittura con timori, eccetera, no? Però poi nella quotidianità c'è veramente spazio per loro, ma anche nelle situazioni normali, dico, no? Perché qui abbiamo sentito situazioni drammatiche che purtroppo sono molto diffuse nel mondo, ma anche nella quotidianità li facciamo alzare prestissimo perché i genitori devono andare a lavorare, li facciamo stare tutto il giorno in posti perché appunto i genitori devono lavorare e magari non hanno neanche il tempo per giocare, cioè anche nelle piccole cose. Diciamo che la società non è fatta a misura di bambino. Ecco, comunque questo è un po' il messaggio che noi come Centro Aiuto alla Vita vorremmo proprio cercare di far passare attraverso incontri con gruppi dove ci possono invitare, ma la sensibilizzazione più grossa viene fatta nelle parrocchie dove offriamo anche in questa occasione le primule della vita, che sono il segno proprio della vita che ricomincia, che nasce e che danno anche un po' di calore, di colore a una giornata che magari può essere fredda e triste perché siamo i primi di febbraio, insomma. E in questa occasione questa per noi è anche un'opportunità di raccolta fondi che è importante per poter sostenere le nostre attività. Ecco, questo diciamo in sostanza è il nostro servizio che offriamo alla comunità di Trieste. Signor Viezzoli, vuole aggiungere qualcosa? Soltanto per dire che nel documento appunto viene anche molto enfatizzato quanto si sta facendo di positivo, ecco, in tanti gruppi per l'educazione, la risposta ai bisogni dei bambini, la povertà delle famiglie e anche per il sostegno alla genitorialità. Cioè siamo in un mondo, in una società che trova anche simpatia per i piccoli attraverso l'azione di genitori, di nonni, di insegnanti, di persone religiose e anche delle famiglie affidatarie che sono molteplici e aiutano molto. Certo, signora Maria, c'è qualcosa? Io vorrei soltanto ricordare che chiunque può aver bisogno di fronte a una gravidanza non prevista o comunque difficile, che è uno dei casi in cui si può ricorrere all'aborto. Ecco, prima di prendere una decisione irreversibile è utile pensare, parlare, ecco, non lasciarsi portare da quello che può essere la fatica del momento, perché poi indietro non si torna, insomma. E quindi la nostra sede è sempre aperta tutte le mattine dalle 10 alle 12, nei pomeriggi di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16 alle 18. Guardate il nostro sito, guardate i nostri social, ci trovate sempre. Ecco, quindi l'invito è proprio questo: non decidete con fretta in situazioni di difficoltà. Grazie al Centro di Aiuto alla Vita, grazie ai nostri ascoltatori, a risentirci a presto.